L'arte di Gino sicuramente è un'emozione per gli occhi e per l'anima, per cui sicuramente ci fa piacere ospitare. Allora lascio la parola al professor Nicolai che illustrerà da un punto di vista più tecnico le opere di Gino. Grazie. Allora, intanto spero di non farlo solo da un punto di vista tecnico, anche se vi faccio una precisazione. Credo di essere fra amici, anche se con Gino ci siamo conosciuti da pochi giorni. Però il suo lavoro, veramente, come diceva l'assessore, è un'apertura su delle parti intime che soltanto la pittura o un'espressione artistica può rivelare senza meno. Tecnica in italiano è tutto quello che riguarda congegni meccanici. In realtà tecne, l'etimo greco, è arte, e tecnica è molto più vicino al concetto di arte dei greci che non vicino alla tecnologia come si crede. Infatti, che cos'è l'arte? Se non saper prendere alcune ricette, alcune ricerche della tecnologia e della scienza e usarle ai fini della propria espressione. Allora, questa è io questo lo dico a me, lo dico a lui, dicendolo a voi. In questa pittura ci sono degli aspetti che veramente toccano le corde dell'affettività profonda, quella che si prova verso un bambino, che si prova verso la moglie, che si prova quando siamo innamorati. Finita la premessa emotiva, vorrei dire due parole invece sul percorso che mi sembra Gino abbia fatto dai tempi dell'Istituto d'Arte. Non è piccolino, ma rispetto a me è piccolino, c'ha 46, 45, del 61, quindi poi è andato a San Martino, il santo che rimane più grande in assoluto, poi vedrai perché. E quindi due parole sulla sua formazione. Quando io ho visto i quadri riprodotti, non li ho visti direttamente. Vedere un quadro direttamente è sempre un'esperienza importantissima per capirlo. Li ho visti riprodotti e ho detto, questo ha visto sicuramente Claude Monet. Questi quadri partono dall'esperienza di questo grande pittore impressionista. Poi mi sono messo a guardare la sua opera, diciamo, mimetica, la copia del reale, come si... E ho detto, ma questo è uno che ha visto benissimo da lì, ha visto dal Vo, ha capito tutto il surrealismo. Poi andando avanti, guardando, dico, ma che strano salto ha fatto quest'uomo a un certo punto. Passa da una pittura sul vetro, una pittura luce. Il vetro è il supporto pittorico più strano che possa esistere. Non per nulla artisti come Duchamp o Pistoletto hanno adoperato il vetro per creare una metafora tra la pittura e la realtà, perché il vetro ti fa vedere ciò che gli occhi vedono e poi c'è la pittura. L'esperimento che poi fece anche il tedesco a suo tempo per spiegare la prospettiva, ma stasera non è la serata. E quindi dicevo, c'è un punto dove la sua pittura fa un salto, almeno guardando sulla carta, ed è una pittura che ha dei grandi antecedenti. Praticamente c'è una riflessione sull'arte impressionista e espressionista che è a cavallo del Novecento, fino all'Ottocento, inizio Novecento. Guardando poi sul lavoro si vede che ha profondamente sentito tutta l'action painting, ha meditato su Pollock e ha meditato anche sull'informale. Quando lui nasce sono proprio gli anni della fine dell'arte concettuale duchampiana e l'inizio dell'arte materica o informale. Praticamente ho detto, ma qui c'è un uomo che si vuole esprimere, che ha l'urgenza di esprimersi, però c'è anche un uomo che ha avuto delle antenne
in tutte le direzioni della storia dell'arte da 150 anni verso noi. Quindi, premesso la parte mia emotiva, che voleva essere un omaggio all'artista, conclusa questa apertura di contestualizzazione storica del lavoro di Gino, vedendo le opere dal vero, che cosa ho scoperto? Qui non abbiamo i vetri, perché secondo me i vetri sono una parte della sua opera che fa eccezione. Ma guardando la sua pittura dal vero si scopre che non c'è poi questa differenza enorme tra i quadri di 2 anni fa e la pittura che si conclude con quella grande allegoria, quell'albero bianco, dove c'è stigmatizzato una specie di labirinto, labirinto. Non c'è questo grande salto perché nella ricerca di Gino, nella sua voglia di aderire a una realtà vera. Che vuol dire una realtà vera? Voi sapete che quello che noi percepiamo è un involucro anche interessante, ma non è tutta la realtà, perché la nostra realtà sono le emozioni, le passioni, e quello che poi avviene anche nella struttura stessa della materia. Noi percepiamo le forme che sono un grande segno, un grande messaggio della realtà, ma la struttura atomica, molecolare che sta dietro la realtà è enorme. Ecco, sembra che nella pittura, io credo sia così, non solo che sembri, nella pittura di Gino c'è un bisogno di realtà, un bisogno di verità che per forza lo ha portato a andare oltre l'apparenza della forma. Puntualizziamo, l'apparenza della forma non è banalità, è solo una parte del reale. Nella pittura di Gino il reale va verso una concretezza energetica, espressiva, di ricerca di ragioni psicologiche del perché si deve fare, del perché si deve dipingere e alla fine del perché si deve vivere. Tant'è vero, la ricerca di Gino approda a questi alberi emblematici, che sono alberi simbolo dell'esistenza. E da che si deduce che sono alberi simbolo dell'esistenza? E tutta la pittura di Gino si potrebbe definire la pittura esistenziale, perché ci sono gli archetipi, c'è l'acqua, c'è l'albero, ma l'albero vive nell'aria. L'acqua è elemento che a sua volta è elemento energetico e l'albero uguale, e vivono con il fuoco del sole. Cioè sembra che in questa pittura ci sia sintetizzato tutti gli archetipi che sono basilari all'esistenza e basilari all'espressione della vita. In più, nelle ultime opere di Gino c'è questa necessità di segnare il labirinto che è con l'albero ancora un'allegoria della vita. Chi di voi ha un po' di pratica, voi venite da Padova, venite da città del nord, venite forse da Modena, dove ci sono delle cattedrali al cui interno, appare di San Miniato a Monte qui a Firenze, quando si entra che cosa si trova? Un labirinto. Oppure a Chartres, oppure a San Martino a Lucca. Che cos'è il labirinto? Non è certo un giochino per andare a trovare l'uscita. Il labirinto è l'allegoria della strada per trovare il significato della vita, che in chiave religiosa è Dio. E per noi laici, per chi crede o non crede, è trovare un senso profondo alla nostra esistenza. Ecco, io ringrazio Gino per la sua opera, perché è tutt'altro che l'estetica banale e decorativa, ma è una pittura di fronte alla quale ci si sente spinti a cercare il significato più profondo dell'esistenza. Grazie.